Riutilizzare biomasse agricole e forestali sarà possibile grazie al progetto Termobio, un'iniziativa finanziata dal PSR della Regione Veneto che donerà nuova utilità a materiale di scarto grazie ad una tecnica in grado di generare calore dal processo di compostaggio di biomasse. L'idea di fondo è quella di realizzare un cumulo di materiale mixando un cippato e un materiale altamente fermentescibile quale l'erba piuttosto che il letame, andare ad attivare il processo del compostaggio, il quale è un processo aerobico, e sfruttarne il calore. All'interno di questo cumulo verranno posizionate delle serpentine d'acqua, le quali entreranno con acqua fredda e usciranno con acqua calda, la quale permetterà quindi di mantenere l'acqua all'interno dell'impianto a circa 20 gradi. Obiettivo arrivare ad un modello di produzione di calore sostenibile sia in termini economici che ambientali. Una tecnologia green all'interno di realtà agricole che raccoglierà i primi dati dopo 24 mesi dalla partenza del progetto. 5 in tutto i partner coinvolti. I partner del progetto Termobio sono Moretto Farm come capofila, Radici Azzurre come azienda agricola partner, Impresa Verde Coldiretti, Studio Poggiana per la parte impiantistica e De Luca SAS per la cippatura del materiale. A fornire la materia prima le aziende partner del progetto che conferiranno al termocompost le potature di scarto da viticoltura. A ottobre, grazie alle potature, viene ricaricato questo cilindro che poi permette di sviluppare il calore. Il calore generato durante l'inverno nel nostro caso è utile per riscaldare l'impianto di acquaponica, ma potrebbe essere sfruttato anche per riscaldare abitazioni o capannoni agricoli grazie a riscaldamenti a pavimento ad esempio. Il ciclo poi va avanti quando viene utilizzato il materiale esausto di questo cilindro, quindi questo contenitore, come compost. Quindi un'azienda agricola permette di utilizzare il compost nelle sue attività agricole. Nel nostro caso lo utilizzeremo per coltivare i tuberi d'estate.